Pedemontana, una strada ancora lunga, ma le curve e le salite a quanto pare sono alle spalle, ora inizia la discesa. Stiamo parlando metaforicamente, ma il significato è chiaro. La Pedemontana è un progetto che sta diventando giorno per giorno sempre più realtà. E dentro la fine del 2018 30 dei 94 chilometri saranno pronti. Stiamo lavorando affinché alla volta di un anno, di questo anno, si chiuda già un primo tratto importante. Ovvio che è un'opera complicata, stiamo parlando di 94 km e mezzo di opera, 36 comuni, 16 caselli, ma stiamo parlando anche del più grande cantiere che oggi ci sia in Italia. Il più grande cantiere italiano, ma le dimensioni dei risultati saranno ancora più importanti. Luca Zaia lo dice chiaro e tondo, sarà il passante alto del Veneto. Beh sì, se ci pensate cambierà il nostro modo di pensare. Treviso-Bassano 20 minuti, Treviso-Montebelluna che so 10-12 minuti, un quarto d'ora, e Bassano-Montecchio 20-25 minuti, ma Bassano-Montecchio significa Bassano A4 e quindi chi deve andare a Milano prendendo l'A4 ci metterà 20-25 minuti. Oggi Bassano-Casello di Vicenza ci metti un'ora, anche più. Per quanto riguarda il tema finanziario, il privato doveva recuperare 1 miliardo e 600 milioni di euro sul mercato finanziario. Lo ha fatto emettendo un bond, quindi obbligazioni che sono state sottoscritte dal mercato internazionale. Insomma, il closing finanziario si è chiuso e le coperture ci sono tutte. No, la copertura è tutta definita, la partita, peraltro su questo progetto abbiamo coinvolto tutte le istituzioni dello Stato, l'Avvocatura Generale, la Corte dei Conti, l'ANAC e quindi l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ci aveva voluto fare un percorso trasparente nell'interesse dei cittadini.